Quel tumore al colon, operato una prima volta 6 anni fa, aveva sviluppato metastasi epatiche multiple, circa una decina, tanto da far allargare le braccia a diversi medici. Giudicato inoperabile da più strutture, un uomo di 76 anni residente in Veneto però non si è dato per vinto, rivolgendosi alle cure del Cafoncello, dove l'equipe della quarta chirurgia, guidata dal professor Giacomo Zanus, ha compiuto un miracolo fatto di competenza e nuove tecniche. Come primo passo lo studio volumetrico computerizzato del fegato malato, la bonifica completa avrebbe comportato il sacrificio del 74% dell'organo, una percentuale che non avrebbe consentito la sopravvivenza dell'uomo. I chirurghi hanno quindi adottato laparoscopia, termoablazione con microonde e resezione epatica in 2 tempi chirurgici successivi, sfruttando come presupposto biologico la capacità rigenerativa del fegato. Ad aiutare anche una tecnologia all'avanguardia di settori ad ultrasuoni, pinza bipolare, tutti strumenti acquistati recentemente dalla stessa ULSS 2 marca trevigiana. Indubbiamente tutto questa tipologia di interventi può essere condotta a termine solo quando si hanno a disposizione tecnologie di altissimo livello, e in questo senso devo ringraziare la nostra amministrazione, la nostra direzione, che mi ha messo a disposizione la stessa tecnologia che utilizzavo e che utilizzavamo nell'ambito della chirurgia epatobiliare all'Università di Padova. Università di Padova, con cui il Cafoncello ha rafforzato la propria sinergia in nome della ricerca e delle migliori pratiche. Lo stesso Zanus, classe 1964 di Mogliano, è docente dell'Ateneo. C'è una collaborazione strettissima, io sono stato per anni aiuto e braccio destro del mio carissimo amico e maestro, che è il professor Umberto Cinlo, al quale si deve l'introduzione di questa tipologia, di questa tecnica chirurgica di transizione parenchimale in 2 tempi nel nostro ambito, nell'ambito nazionale. Il paziente in questi giorni è ritornato a casa e sarà sottoposto a un trattamento chemioterapico cosiddetto adiuvante a scopo precauzionale.